Bella raga, ciao a tutti del commentore veneziano, ragazzi, siamo a Sepang, purtroppo brutta posizione in qualifica, siamo andati malissimo. Questo video lo registro subito dopo il video per Jules, veramente ancora un saluto a Jules. Come nel video, se notate, a fine, negli ultimi 10 secondi ho lasciato l'audio originale del gioco con il rombo del motore della Marussia, perché quel rombo sarà per sempre nei nostri cuori, cioè sempre, 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 lo sentiremo sempre nella testa e nel cuore. E anche alla fine la frase dell'ingegnere, tutti si lamentano della pista, la pista è bagnata, fai attenzione. Il problema non è stata l'attenzione, ma quella maledetta gru che purtroppo, se non c'era, poteva andare anche a 300 all'ora, probabilmente non sarebbe fatto niente, sì, forse al massimo qualche acciacco, ma niente di più. E invece purtroppo c'era purtroppo la gru, purtroppo la vita è così. Adesso però chissà, magari veramente lo sta aspettando Ayrton, Roland, Tom Price, Enzo Ferrari, Villeneuve, lo aspettano, e il Sic lo aspettano là per fare un po' di gare anche in cielo, tra le stelle. Vai Comenda, adesso cerca di vincere il mondiale. Scusate ragazzi, piccolo problema comendiano, siamo all'8° posto comunque. Siamo all'8° posto. Dai fioi. Vai che l'ho impresa. Vai con l'impresa comendiana, vai l'impresa comendiana. Che tensione. Occhio. Attenzione, incidente a Lorenzo. Incidente a Lore, dimmi. Anche a Marquez, niente di grave, è vizioso. Oddio, siamo terzi. Niente di grave. Però, oddio, no, fioi. Pazzesco, siamo al 3° posto. Bruttissimo incidente tra Lorenzo e vizioso. In questo momento sto perdendo qualche punto da Marquez, ma siamo ancora in testa e questo è quello che conta. Devo arrivare a Valencia con anche un punto di vantaggio. Non pensare dietro come pensa, solo andare pianino. Piano, piano, come piano. Relax, relax. Oh, c'è Patatone. Patatone. C'è Patatone, quindi Marquez e Patatone. Ok. Quindi Marquez sta recuperando un po' di punticini irridati. Era chiaro che Marquez adesso pompava a cannone. Giro record di veneziano. Purtroppo sto fallendo le pole in questo momento. Prima scusate, ho avuto un problema con il controller. In pratica mi è caduto. Ho dovuto riavviare perché non è molto giusto, insomma. Così. Chiaramente non volevo ricominciare da capo, anche perché insomma, cioè, quando si parla di una persona poi che non c'è più, non è bello riavviare il video, ripetere le cose dette prima, è bello insomma cercare di trovare le parole giuste, le parole dal cuore e basta. Quindi ho preferito riavviare così. Secondo me, perché dico sta cosa che magari qualcuno ha pensato, boh, che cazzo fa il Comenda, magheggi comendiani, no, semplicemente questo, fioi. Ho le mani sudatissime, c'è il ventilatore a cannone, perché se sentite qualcosa chiedo scusa. Incidente a Smith, quanti incidenti ragazzi? Incidente a Camomillo, fioi. Mamma mia. Noi siamo terzi, abbastanza tranquilli. Sinceramente non ho voglia di andare a rischiare. Dai, portiamoci a casa il podio. Portiamoci a casa il podio. Dai, che sembra un podio incredibile. Veramente fortunosissimo. Però dopo la sfiga in Australia, certo che se in Australia arrivavo quarto. E qua così terzo, era mondiale. Vabbè, non pensiamoci. Non pensiamoci bene.
Niente, il giro record purtroppo non arriva. Market si vede che è bello incazzato. Noi siamo sempre al terzo posto, con calma. Sto gestendo la situazione, non ho nessun dovere di attaccare, anche se comunque perdo qualche punto. L'importante è arrivare a Valencia con un punto di vantaggio e poi me la gioco tutta là. Chi sarà a vincere? Marquez o Veneziano? Chi lo sa? Tanto il campione in carica Lorenzo deve abdicare il trono. Attenzione, Vara Rossi. Gran sorpasso di Rossi. Però il Come risponde in maniera clamorosa. Oddio, Rossi mi ha rimbambato proprio. Dopo un nuovo termine come mi hanno rimbambato. Non so che cazzo vuol dire, ma va bene. Ho perso il podio. Non me l'aspettavo questa. Niente, ero stato più veloce alla fine. Io ho perso tanto nella gomma posteriore, sì, ecco il perché. Degrado clamoroso nella posteriore. E un po' di paura lo riconosco perché è un'occasione veramente d'oro. Cioè. Vabbè. Quarto posto. Ma non dovrei perdere, spero, la prima posizione. Quarto posto. Vediamo la classifica. In attesa di vedere... Mamma mia, 3 punti di vantaggio per l'italiano. Mamma mia. Ragazzi, ultima gara, 7° posto in griglia. Tutto in una gara. Valencia. Final Gar. Nell'inglese. Totale comendiano. Vai. Marquez parte in seconda posizione, quindi già avvantaggiato. Chi arriva davanti vince il mondiale in pratica. Chiaramente se siamo 18esimi, 19esimi vinco io anche se sono dietro. Ma questi sono dei piccoli dettagli comendiari. Attenzione, prova subito l'internazzo, il Cume. Ha ammazzato Iannone, vabbè. La tensione è alta, scusate. Qua derapone. Ma Iannone non conta niente per il titolo. Incidente a Miller. Mamma mia. C'è vizioso, ragazzi, c'è vizioso da superare. C'è 6th place. 6th place come indiana. Eccoli qua. Siamo quarti. E adesso si va a caccia. Mamma mia, Marquez è secondo, che lotta davanti. Che lotta davanti. Ragazzi, le stagioni del Comenda non sono mai scontate, però questa è la cosa che più amo dei miei video. Marquez si defila. Attenzione al Come che ci prova all'interno. Il Come ci prova. Il Come ci prova. Il Come ci prova. Cosa si è inventato il Come? Signori. Prima posizione. E adesso sarà una sofferenza inaudita. Marquez è addirittura quarto. A me basta stare davanti a lui per vincere. No, no. Oddio. No, non riesco più a parlare. Non riesco più a parlare. Ti prego. Andiamo a vincerlo, cazzo. Andiamo a vincerlo, hashtag si può vincere. Hashtag Cume campione, lo voglio. Voglio l'hashtag Cume campione. Hashtag Comenda veneziano campione del mondo. Sarebbe una gioia vincere il primo titolo. Già difficoltà reale. E ragazzi, e comunque questo è il principio, perché dal prossimo anno sarà qualcosa di impossibile che non ho mai fatto in nessuna serie. Io ve lo dico. Vi annuncio cose turche comendiane, no. No. Brutto errore qua del Come.
Brutto errore qua del come. Intanto il bug continua, spiegatemi perché sopra ci sono tipo ste barre sopra i piloti davanti a me. Attenzione, ultima curva, non voglio dire niente. Non voglio dire niente. E adesso lo possiamo dire! Adesso lo possiamo dire! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Non ci credo, Fioi, sono pazzo. Manca ancora un giro. Quella tensione mi sta facendo brutti scherzi. Non ci voglio credere. Epic fail. Epic fail. Epic fail, stavo mollando anche lo joystick. Non ci credo, questa è la tensione ragazzi, come vivo io. Questi momenti insieme a voi. Ti prego. Mamma mia che cagato. No! Ti prego, come ti prego. Non sbagliare adesso. Non sbagliare adesso, come. Ma come ho fatto a pensare che avevo vinto? Ancora errore incalcolable. Ti prego, spero di aver portato sfiga. Ti prego, come adesso, adesso. Final curve, final curve. Final curve e adesso lo possiamo dire, siamo campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, il primo anno in MotoGP è qualcosa di storico, qualcosa di incredibile, qualcosa di incredibile. La regia ci propone. Siamo campioni, siamo campioni, siamo campioni, non ci credo, mi tremano le mani, non ci credo. Siamo campioni del mondo. Siamo campioni del mondo. Siamo campioni del mondo. Siamo campioni del mondo. Campioni del mondo. Siamo campioni del mondo per la prima volta, ma ragazzi, questo è solo l'inizio. L'obiettivo è vincere con la Ducati, l'obiettivo è vincere tanto. Siamo campioni del mondo. Per la prima volta. Questo terzo posto è un ottimo risultato. Siamo campioni. Può essere di buon auspicio per le gare che verranno. Io sono a pezzi. Anche con l'epic fail come indiano del secondo giro. Grande Come. Ci hai regalato un sogno, Come. Ce lo hai regalato. Mamma mia, cosa ho fatto? Adesso posso comprarmi la moto. Siamo campioni, Fioi. Ardit è leggenda. Veneziano è leggenda. Yes! Ragazzi, ricordo il profilo Instagram Comenda_Veneziano. Festeggiamo insieme anche là. Siamo campioni del mondo per la prima volta. Ma Fioi, per la prossima stagione vi prometto cose incredibili. Ci sarà difficoltà reale come adesso. Non ci sarà più la traiettoria. Ci sarà la fisica pro mai usata nella mia vita. E vediamo il traction control di metterlo a medio, Fioi. Signori, il Comendone vuole vincere in Ducati in condizioni che non ha mai affrontato in vita sua. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Il Comenda non so come, ma è campione del mondo. Ciao, grazie di tutto! È per te, Jules!